Una buona giornata, ben trovati, buon sabato, edizione di Focus TG. Tanti temi, andremo in collegamento con la Corte d'Appello di Venezia dove si sta svolgendo l'inaugurazione dell'anno giudiziario, ma parleremo anche di politica perché la Lega e Fratelli d'Italia sono in piazza con i gazebo per raccogliere firme, ognuno per propria parte. Poi sentiremo dal nostro Christian Arboit. C'è stato anche un punto stampa in mattinata annuale del segretario regionale Alberto Stefani della Lega per spiegare le motivazioni. Ha già annunciato che per le regionali la Lega, lo sappiamo, è pronta ad andare in forze. Si è parlato non solo della lista della Lega ma anche di lista Zaia, lista Conte, 7 e 8 addirittura le liste, dice Stefani, che potrebbero depositare. La cronaca poi, perché ci sono stati degli incendi, saremo tra poco nel Vicentino con un episodio veramente grave, intossicati, addirittura una ragazzina ferita perché è saltata dalle finestre nel tentativo di mettersi in salvo, e poi naturalmente anche le operazioni delle forze dell'ordine per il contrasto allo spaccio di stupefacenti. In particolare la cronaca ci porta tra la Castellana e l'Alta Padovana, perché nella mattinata di ieri il nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri di Treviso, in collaborazione con la stazione di Vedelago, ha arrestato un giovane operaio 24enne, vedete qui le immagini, originario della Romania, residente a Santa Giustina in Colle, già noto alle forze dell'ordine in seguito a una perquisizione domiciliare delegata dall'autorità giudiziaria che ha condiviso le risultanze investigative dei militari dell'Arma. C'è stato il sequestro di 425 grammi di marijuana, quasi 50 grammi di cocaina già suddivisa, 140 grammi di hashish, bilancini di precisione, e poi vedete armi, una pistola semiautomatica con matricola a brasa munita di caricatore e 3 proiettili e 4.500 euro in contanti. Dunque questo 24enne, abbiamo detto, residente a Santa Giustina in Colle, denunciato anche un 22enne di Loreggia, anche esso dunque del Padovano, per il coinvolgimento in un episodio di rapina contestato ai 2 giovani avvenuto 2 mesi prima a Castelfranco, quando vennero minacciati e rapinati 2 studenti 23enni. Questa la cronaca dunque da Castelfranco. E per quanto riguarda Padova, con la lotta allo spaccio di droga in città, c'è un pusher che cercava di confondersi tra i bisognosi in coda per ricevere un pasto alle cucine popolari. Controlli antidroga della polizia in zona stazione a Padova. Il bilancio è l'arresto di un marocchino irregolare di 45 anni che spacciava hashish nascondendosi all'interno delle cucine popolari per evitare i controlli. In manette anche un nigeriano 35enne, irregolare in Italia, già noto alle forze dell'ordine, che attendeva i clienti sotto i portici di via Tommaseo. Ad Abano Terme invece arrestato un italiano di 50 anni disoccupato per spaccio di cocaina e detenzione ai fini di spaccio di oltre 100 pastiglie di ecstasy e anfetamine. Il marocchino è stato sorpreso mentre si nascondeva all'interno delle cucine popolari di via Tommaseo, sperando di riuscire a sfuggire ai controlli della polizia, confondendosi tra chi ogni giorno fruisce dei pasti di quella struttura. Gli agenti hanno notato il magrebino sostare a lungo all'interno dell'androne delle cucine, senza mai mettersi in fila con gli altri per ricevere il pasto. Sembrava attendere qualcuno e in effetti ogni volta chi tra le decine di giovani che tutte le mattine percorrono quella via gli faceva un cenno con la mano, lui usciva e i 2 si allontanavano per pochi minuti verso Piazzale Stazione. Subito dopo il marocchino tornava da solo all'interno dei locali delle cucine. A ripetersi della scena più volte osservata, i poliziotti sono intervenuti non appena hanno visto lo scambio tra il marocchino e un 27enne che gli ha consegnato 15 euro in cambio di 3 grammi di hashish. Il cliente ha tentato di scappare per evitare il controllo, ma è stato subito bloccato da 2 poliziotti contro cui ha reagito spintonandoli e scalciando, prima di essere fermato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.
Allora, ve lo accennavo poco fa, c'è stato un rogo ieri sera in un condominio di Meledo di Sarego, 9 persone intossicate dai fumi, una ragazzina, come detto, rimasta ferita lanciandosi da una finestra. Lo stabile, composto da 12 appartamenti, è stato evacuato e le famiglie ospitate per la notte nella vicina parrocchia. Allora, sul posto noi in diretta abbiamo Daniele Garbin e Simone Squarcina con la sindaca Jessica Giacomello e l'assessore alla protezione civile Federico Negro. Sicuramente anche per loro una nottata davvero impegnativa. Daniele. Sì, grazie Lina, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Confermo, sono in compagnia proprio della sindaca Jessica Negro, Jessica Giacomello e Federico Negro. Ecco. In questo momento alle nostre spalle, come potete vedere, è il condominio, quello che citavi un attimo fa Lina, è proprio quello che da una prima indagine sembrano che sono stati i contatori a prendere fuoco, insomma a innescare queste fiamme che hanno proprio messo a soqquadro l'immobile. Come è andata, soprattutto ricordiamo alle 17:15 è iniziato l'allarme, poi ai vigili del fuoco, carabinieri sono intervenuti, sono stati salvati proprio molti anche residenti direttamente dai poggioli perché non uscivano, e questi 9 intossicati confermato e questa ferita della ragazzina. Sì, purtroppo l'incendio ha coinvolto tutto il vano scale, perché essendo partito dal piano terra si è espanso fino al terzo piano. La fortuna è stata che, essendo che le porte degli appartamenti erano chiuse, non hanno coinvolto in modo preponderante le abitazioni. Quindi i condomini, a parte appunto questi 9 intossicati e la ragazzina che dallo spavento si è lanciata dal terrazzino del primo piano, non ha portato chissà quali gravi conseguenze per la salute appunto dei condomini stessi, degli abitanti. Ecco, per voi però è stata una nottata, diceva anche la collega, di grande lavoro, soprattutto ancora adesso, perché non è chiaro cosa succederà, vero? Sì, il punto è che ovviamente è una palazzina privata con 12 appartamenti tutti privati. Il comune può arrivare fino ad un certo punto e quello che stiamo facendo lo stiamo facendo soltanto per spirito civico, per spirito di umanità sostanzialmente. Adesso dobbiamo cercare di aiutare questi residenti a trovare delle aziende in modo tale che in tempi celeri possano ripristinare l'impianto elettrico affinché loro possano rientrare nelle loro abitazioni, insomma nelle loro case. Ecco, per capire che cosa è successo, Assessore, che cosa avete combinato in questo momento? Cosa avete proprio approntato proprio per dare una risposta immediata a queste persone? Allora, diciamo che appena siamo usciti ieri sera con le forze dell'ordine, con i vigili del fuoco, abbiamo fatto la conta dei residenti sfollati che non avevano un'abitazione, quindi in tempo zero abbiamo attivato il gruppo di protezione civile, il quale ci ha fornito delle brandine per la notte, e li abbiamo messi praticamente in un edificio parrocchiale grazie anche alla collaborazione del parroco e della protezione civile. Insomma. Ecco, si tratta soprattutto di famiglie, di bambini, donne, minori, anche questo. C'è un po' di tutto, quindi come diceva il sindaco prima, il senso civico ha avuto la prevalenza e ecco, ci siamo adoperati a questo. Ecco, diciamo anche che c'è un problema di stabilire quante persone ci fossero davvero in questa situazione, la difficoltà è anche quella, al di là delle cause, voi dovete anche capire chi alloggiava qui. Sì, infatti, perché un conto è avere il numero dei residenti registrati e un conto è avere poi queste situazioni un po' di promiscuità che vedono all'interno di appartamenti effettivamente numeri che non corrispondono sempre alla realtà dei dati tecnici che si hanno nei comuni o comunque nelle caserme. Ecco, per adesso è difficile anche impegnarsi, cosa succederà nelle prossime ore, che risposta dare a queste persone? Noi lato nostro ci stiamo impegnando ad aiutarli a recuperare, come dicevo appunto, queste aziende, questo sistema che possa aiutarli a entrare il prima possibile. Non è semplice perché appunto il volontariato tante volte arriva fino ad un certo punto
e quindi bisogna trovare chi è disponibile a venire in tempi celeri a sistemare la situazione. Intanto grazie, ringraziamo, buon lavoro anche a lei. Grazie, arrivederci. E Lina, con questo al momento il collegamento è concluso, restituisco la Lina allo studio. Grazie a Daniele Garbin e Simone Squarcina, grazie agli ospiti. Abbiamo sentito davvero il gravissimo rischio che si è corso, ma anche la grande mobilitazione di soccorritori e autorità, e poi anche la parrocchia che ha accolto gli sfollati. Andiamo nell'home page del Gazzettino, perché c'è stato un episodio non troppo differente a Santa Lucia di Piave, sempre in serata, anche se qui si indaga perché potrebbe esserci una matrice dolosa di quello che è successo. Santa Lucia, passeggino, prende fuoco in una palazzina nel vano Scale, quindi di questa palazzina, evacuati 6 appartamenti per il fumo, e si indaga, lo leggete, su dissidi tra i condomini. Potrebbero esserci stati quindi dei dissapori che hanno portato addirittura all'appiccamento del fuoco a questo passeggino lasciato nel vano Scale. Davvero a cosa si può arrivare senza rendersi conto di che tragedie si possono causare commettendo questi atti? Vedremo anche i carabinieri cosa accerteranno di quello che è accaduto. Abbiamo detto che è una giornata impegnativa anche sul fronte politico. Vedo collegato da Varco Manzoni a Treviso sulle mura il nostro Cristian Arboit. Giornata di mercato oggi e giornata di gazebo per la Lega, per Fratelli d'Italia, un po' dappertutto. A te Cristian, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Tommaso Migot che sta curando la parte tecnica. Una giornata, dicevi bene, di mobilitazione politica in tutto il Veneto, dove è partita la raccolta firme che il segretario regionale Alberto Stefani aveva preannunciato a Ring. Allora, qui con me ci sono Riccardo Barbisan, vice segretario regionale della Lega, c'è anche il sindaco Mario Conte. Buongiorno Barbisan, buongiorno sindaco. Giornata di mobilitazione politica, lo slogan è il Veneto ai Veneti. Ti leggo testualmente cosa recita questa raccolta firme. Il Veneto merita di continuare a crescere con il buon governo della Lega e di Luca Zaia, per questo sostengo l'importanza del terzo mandato e qualora questo non fosse possibile che la guida del Veneto rimanga un presidente della Lega. Solo così potremo perseguire con forza e determinazione il grande percorso dell'autonomia vitale per il futuro dei Veneti. Questo quindi è in qualche modo non è un quesito, è una determinazione, diciamo, che viene sottoposta Barbisan ai militanti della Lega e non solo ai militanti della Lega. Beh, non solo ai militanti della Lega, perché abbiamo quasi raccolto 10.000 firme in questa mattinata negli oltre 150 gazebo che ci sono nel Veneto, pertanto siamo andati ben oltre quello che è la militanza, sono i sostenitori, gli iscritti della Lega. Siamo qui per capire e sentire anche quelli che sono gli umori del Veneto rispetto a quella che sarà la prossima corsa alle elezioni regionali, ma anche per stare in mezzo alla gente come la Lega comunque solitamente è abituata. Ecco, vedo più bandiere della Liga che della Lega, o mi sbaglio, Barbisan? Beh, oddio, essendo in Veneto ci sembra normale, noi siamo della Liga e comunque portiamo tutti e due i simboli, sia quella della Lega nazionale sia quella più identitaria del Leone Marciano, sul quale c'è scritto autonomia subito. Non è a caso il desiderio di avere un candidato leghista alla guida della coalizione di centrodestra, è per dare spinta e propulsione al processo di autonomia, ma anche perché il prossimo governo nazionale sarà quello che porterà avanti il tema del federalismo fiscale e su questo noi vorremmo che ci sia un governatore del Veneto a fare da propulsore, da detonatore, come fu per l'autonomia qualche anno fa. Allora, ti mostro Lina, poi chiaramente andiamo da Mario Conte. Questa bandiera che è firmata, no? Ci sono le firme dei big del partito. Sì, è originale, a ogni occasione a Pontida, pian pianino ho raccolto queste firme originali dei nostri big del partito. Ecco, quindi insomma ci sono, mi pare, davvero tutti. Guarda, Luca Zaia, dopo ne riconosceremo altre, comunque una bella bandiera di ricordo e prima o poi la incornicerò. Allora, però sentiamo che cosa ha detto il segretario Alberto Stefani questa mattina a Noale, perché alle 10 Stefani ha incontrato i giornalisti e queste sono le sue parole. Dice una cosa molto specifica, ovvero
noi come Lega abbiamo una potenza di fuoco tale da permetterci di presentare fino a 7-8 liste. Ma sentite Stefani. Siamo consapevoli di una forza amministrativa importante, credo che non ci sia nessun altro partito, forse in nessun'altra regione d'Italia, che ha un patrimonio di amministratori così importante come il nostro. Saremmo in grado idealmente di fare 7-8 liste soltanto con gli amministratori che abbiamo, senza contare i consiglieri uscenti. Sinceramente pensiamo che questo debba essere assolutamente valorizzato nel tavolo del centrodestra. Noi oggi raccogliamo le firme anche per questo. La lista Zaia serve? Serve una compagine molto forte. La lista Zaia è una lista che ha una sua storia, ormai anche in regione, che ha un consenso trasversale, crediamo sia un patrimonio importante anche per questo movimento politico. In ogni caso Zaia è un presidente della Lega, faremo le valutazioni insieme, siamo una squadra unita, tra l'altro possiamo dire oggi più che mai, e credo che questo sia oggettivo, andremo avanti ancora più forti, ancora più convinti, ancora più uniti. Questa raccolta firme non implica nessun astio nei confronti di Fratelli d'Italia o di Forza Italia, non c'è da parte nostra alcun clima di conflittualità, semplicemente quello di portare la voce dei veneti. Veneto e i Veneti, che è il nome di questa raccolta firme, significa proprio questo, che il Veneto appartiene ai veneti e noi vogliamo ascoltare la loro voce. Se qui ci dicessero che vogliono un candidato di Fratelli d'Italia, noi faremmo ovviamente tesoro di quello che dicono. Sappiamo in questi giorni di averli ascoltati e di aver ricevuto ovviamente risposte diverse, e capiremo con questa raccolta firme quanto questa strategia e questa linea che abbiamo adottato sarà poi confermata dal mandato popolare. Noi siamo qui per confrontarci con i veneti. Ecco, tanti davvero gli spunti forniti da Alberto Stefani, che parla appunto di questa potenza di fuoco, possiamo definirla così, fino a 7-8 liste. E tra queste liste chiaramente si fa un gran parlare di una lista di amministratori, di una lista di sindaci, e chiaramente il sindaco dei sindaci in casa leghista è Mario Conte. Insomma, non è più un mistero per nessuno che è lui tra i papabili governatori, nel caso candidati governatori, nel caso in cui non passasse il terzo mandato. Facciamo un po' il punto. Sindaco Conte, è stata una settimana difficile per quanto riguarda il rapporto con gli alleati. Che sabato è questo di mobilitazione? Ma in realtà è un sabato entusiasmante, vista l'adesione e l'affetto che stiamo ricevendo dai cittadini, che poi è anche alla base del nostro agire quotidiano da un punto di vista politico. Ricordo che firmiamo per sostenere le nostre forze dell'ordine, che talvolta si trovano a dover difendere le nostre comunità in condizioni davvero complicate, e poi siamo qui a chiedere di poter dare continuità amministrativa a quello che è un modello amministrativo incarnato oggi dal presidente Zaia, sul quale noi vogliamo investire per il futuro. Che potrebbe però essere incarnato anche da lei, insomma lei è il nome sul tavolo, uno dei principali. Ma no, noi siamo molto più concentrati su cosa vogliamo fare, su dove vogliamo portare questo Veneto, più che su chi sarà l'interprete. La fortuna del militare nella Lega è quella che ci sono davvero tanti amministratori a tutti i livelli, a partire dai sindaci, passando per i consiglieri regionali, assessori, parlamentari, che possono poi farsi carico di questa importante responsabilità. Quindi non è importante chi, l'importante però è che rimanga in casa Lega la candidatura, perché per noi è fondamentale dare risposta a un desiderio dei cittadini che democraticamente hanno sempre votato Luca Zaia. Nei sondaggi ci dicono che è il presidente più amato a livello nazionale, segno evidente che il modello Zaia deve continuare. Ma senta Sindaco, prima Stefani parlava di fatto di questa potenza di fuoco capace appunto di portare nell'agone elettorale fino a 7-8 liste. Tra queste liste c'è la lista dei sindaci, la lista degli amministratori, se ne parla tanto, una lista con, si dice, a capo Mario Conte. È una voce solida? Lo dice Alberto Stefani, e quindi è certamente una voce autorevole e che tra l'altro è l'unico autorizzato a parlare di questo tema, perché è il segretario della Lega a livello regionale. Quindi io mi rimetto alle sue parole,
Confermo però che la Lega ha una potenza di fuoco data dagli amministratori che citavo prima, data da anche delle forze civiche alleate che vogliono sostenere questo nostro progetto, e quindi siamo determinati a sederci al tavolo del centrodestra con questo bagaglio di esperienza e con queste forze. Il famoso tridente, no? Una lista Lega, una lista Zaia, una lista amministratori con capofila Mario Conte o chi per esso, è uno scenario ipotizzabile? Ma ripeto, guarda, qui abbiamo tra l'altro anche Riccardo Barbisani che è il vice segretario. Questi sono dibattiti più da segreteria politica. Noi siamo servitori del popolo e quindi continuiamo a lavorare per tenere alta la qualità amministrativa della Lega. Poi ripeto, chi sarà e con quale formazione lo vedremo a tempo debito, anche perché bisogna anche capire quando si andrà a votare, perché qui c'è molta incertezza anche sul futuro. E quindi noi attendiamo, ma nell'attendere lavoriamo per servire nel migliore dei modi le nostre comunità, perché i voti si prendono lavorando, non chiacchierando. Barbisan, quindi questa ipotesi del tridente sta prendendo sempre più forma, più corpo. Le dirò una cosa, il tridente c'era anche quando sono stato eletto io in Consiglio regionale 10 anni fa, non è una novità, non è un'invenzione di nessuno. Già all'epoca c'era la lista Zaia, c'era la lista della Lega, c'era una lista civica di amministratori vicino al mondo dell'autonomismo e della Lega, e quindi questa è una formula che già conosciamo da tempo e che potrebbe certo essere riproposta. Noi oggi stiamo parlando con i nostri cittadini per far capire quanto sia importante che ci sia un militante della Liga Veneta a governare l'intera coalizione di centrodestra. Dopodiché, come ha già detto il segretario Alberto Stefani, qualora questo non fosse possibile, abbiamo altri percorsi tutti aperti, scenari rosei anche per noi verso i quali andare, però diciamo la prima opzione è quella che ci sia una coalizione di centrodestra, poi vedremo le modalità con cui sarà formata, con a capo alla guida un militante della Lega. Grazie Barbisan, grazie Mario Conte. Dallo stand della Lega in Varco Manzoni per il momento è tutto. Con Tommaso Migotta, Lina, ti restituisco la linea a voi studio. Grazie a Cristian Arboit e Tommaso Migotta, grazie agli ospiti come sempre. Allora, tra non molto contiamo di collegarci anche con la Corte d'Appello di Venezia, dove c'è Filippo Fois. La inaugurazione dell'anno giudiziario è terminata da pochi minuti e c'è stata una sonora protesta, anzi silenziosa ma ben visibile, dei magistrati che si sono alzati e sono usciti quando ha preso la parola il sottosegretario alla giustizia Ostellari, evidentemente in aperta protesta con la riforma della giustizia, la separazione delle carriere e così via. Allora, dovremo avere in diretta Vanessa Banzato. Purtroppo il bassanese continua a essere tempestato di episodi vandalici, questa volta al parco, diverse le poltroncine della tribuna, parliamo degli impianti sportivi di Rossano Veneto. Ci dice tutto appunto Vanessa con Alessandro Costacurta. Vanessa, a te buongiorno. Buongiorno a te Lina, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Ennesimo atto vandalico, hai detto bene tu poco fa. Siamo a Rossano Veneto, siamo nel parco, nell'area verde, proprio sul retro di Villa Caffo, proprio in centro a Rossano Veneto. Chiedo ad Alessandro Costacurta se può mostrare il disastro che hanno fatto. Chiamiamoli i soliti ignoti, ecco, che speriamo che non siano ignoti per tanto tempo, ma che vengano scoperti, scovati e ovviamente poi che paghino le conseguenze di questi danni che hanno fatto alle tribune. Sono una trentina le poltroncine che sono state letteralmente sradicate dalla sede metallica, buttate, gettate ovunque. Con me l'assessore alla sicurezza di Rossano Veneto, Paolo Trentin. Assessore, una situazione del genere che tra l'altro non è la prima volta che si verifica proprio in questo punto stesso. No, in effetti è già da quando sono assessore, è già la terza volta, la terza occasione. Le due precedenti siamo riusciti a individuare due gruppi diversi di ragazzi minorenni e siamo riusciti appunto a individuarli e accompagnarli anche dalle famiglie.
hanno negato di essere stati loro a fare il danno, però è vero anche che non avendo la prova si ha un po' le mani legate. Quest'estate c'erano le piante a ostruire le immagini delle telecamere, adesso senza foglie le telecamere dovrebbero aver inquadrato, sta indagando il nostro comando, unitamente ai carabinieri, e dovremo riuscire quantomeno a trovare i responsabili. Ecco, certo è che fa rabbia, anche perché adesso i danni sono importanti, non soltanto a livello pratico di dover rimettere su tutte quante le seggioline, ma tante sono state proprio sradicate, rotte, distrutte, non si possono più aggiustare. Sì, fa rabbia, soprattutto perché questo modello qua non è più in produzione, sì che quando sono rotte sono perse. Adesso io ho dato mandato al nostro ufficio lavori pubblici di togliere tutte le seggioline che saranno poi messe ogni qualvolta ci sarà la necessità per qualche manifestazione. Fa rabbia anche la questione di vedere deturpata così la cosa pubblica, che è un segno veramente di inciviltà e di irresponsabilità, certo, da parte dei nostri ragazzi. Non dico tutti i ragazzi, però non si capisce il motivo per cui andare a rompere e a deturpare la cosa pubblica in questo modo. Anche perché non si può parlare di bravata, di ragazzata, c'è voluto tempo per sradicare tutte queste seggioline, è stato proprio un atto mirato questo. Sì, un atto mirato anche perché, ripeto, è la terza volta. Però aggiungo una cosa, non posso neanche sentire giustificazioni del tipo che non ci sono spazi per i ragazzi, per i nostri giovani, perché Rossano in particolare ha un'offerta sportiva importante, dalla pallavolo al calcio al basket, pallamano, cioè ce ne sono attività se uno vuol fare qualcosa. Ecco, giustificare anche da parte di qualche adulto queste azioni dicendo che vengono fatte perché i ragazzi non hanno spazi adeguati, secondo me è irresponsabile, sono affermazioni irresponsabili. Cioè io mi vedrei a questo punto, se dico che non ho spazi pubblici, vengo qua e mi faccio una partita a pallone, non vengo a distruggere una tribuna. Esattamente. Adesso ci saranno le telecamere che saranno visionate tutte le immagini, diceva, e si spera davvero di riuscire a risalire agli autori. Esattamente, ci auspichiamo, so che le hanno già scaricate tutte, sì, e serve tempo perché non abbiamo un orario preciso, non abbiamo nemmeno un giorno preciso, dovrebbe risalire a ieri, secondo quanto messo sui social, pseudo social. E anche quello però fa male, perché leggere nei social che non si sta facendo niente fa male, perché sappiamo noi l'impegno che stiamo mettendo e la fatica che stiamo facendo per arrivare a una soluzione positiva. Perché ecco, quando è che l'avete saputo? Io personalmente l'ho letto su Facebook. Ah, quindi si è letto soltanto sui social, non sono venuti a informarvi. Ecco, quindi facciamo anche un appello ai residenti, nel senso che quando si vede qualcosa che non va, prima di scriverlo sui social, rivolgiamoci direttamente alle forze dell'ordine, agli organi competenti. Esattamente, perché scrivere su Facebook non è, cioè, il social non è l'ente pubblico. I numeri sono a disposizione di tutti, basta aprire un sito, se apri Facebook vuol dire che hai internet, puoi aprire il sito del comune, trovi i numeri dei referenti della polizia locale, ma anche di noi amministratori, sicché quella è l'informazione che bisogna dare, perché la foto messa su Facebook scatena solo polemiche che non portano a nulla, sterili, esattamente sterili. Insomma, Lina, chissà davvero che si riesca a risalire agli autori di questo atto vandalico, pare davvero un eufemismo, perché hanno fatto un macello qua al parco sul retro di Villa Cafo, quindi speriamo davvero che si riesca a risalire a chi ha perso tempo anche e ha fatto anche fatica, perché guardando bene ha fatto pure fatica per riuscire a togliere, sradicare queste seggioline, insomma che si riesca davvero a risalire agli autori di questo gesto. E intanto da Rossano Veneto è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato, Alessandro Costacurta, grazie naturalmente all'ospite, all'assessore alla sicurezza per questo contributo. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e ritorniamo tra poco.
Di nuovo in diretta con il Focus TG in questo sabato ricco, abbiamo detto, di appuntamenti dall'inaugurazione dell'anno giudiziario in Corte d'Appello a Venezia. Contiamo che il collega Filippo Fois si colleghi. C'è stata una protesta clamorosa dei magistrati nei confronti del governo, si sono alzati e hanno lasciato l'aula quando ha preso la parola il sottosegretario alla giustizia Ostellari. Ma c'è anche diversa cronaca, tra non molto ci collegheremo da Ponte di Brenta nel Padovano, perché ieri c'è stato l'ennesimo infortunio mortale sul lavoro, uno stillicidio davvero inaccettabile che continua purtroppo in diversi ambienti di lavoro, un 57enne che è morto schiacciato da un muletto e ancora diversi incendi che hanno procurato davvero tanta paura. C'è anche il tema della sicurezza stradale. La regia, pregherei Renato Capoi e Alessandro Granziera di mostrare la pagina di Italia Oggi che riporta la notizia del pronunciamento dell'Avvocatura dello Stato che riabilita gli autovelox e spegne i ricorsi antimulte, così è scritto, nel senso che le procedure di omologazione e approvazione, dice l'Avvocatura, sono identiche. Sapete che c'è stato un gran dibattere su questo, con gli autovelox di fatto spenti in autotutela dai comuni, che hanno visto piovere i ricorsi e le denunce addirittura. È l'organo accertatore e l'organo accertatore lo deve far presente, dice l'Avvocatura, depositando la documentazione attestante l'approvazione. Lo comunica il Ministero dell'Interno con una circolare che in qualche maniera viene considerata appunto per i prefetti e quindi poi per tutti gli organismi che utilizzano questi strumenti di rilevazione dell'alta velocità, una salva esposti, salva denuncia. Le procedure di omologazione e approvazione di un autovelox sono identiche. Occorre pertanto che in caso di ricorso contro un verbale per superamento dei limiti di velocità l'organo accertatore evidenzi questa piena omogeneità appunto in autotutela. Sulle strade purtroppo si continua a morire ed è davvero straziante il messaggio postato sui social della compagna di Nicolò Mattia Coppola, il 25enne che è rimasto ucciso nello scontro con un camion a Canoghera nel veneziano. Stava per diventare papà. Avevamo tanti progetti per noi e per la nostra bambina. Ti prometto che parlerò sempre di te a nostra figlia. Le dirò che persona bella e speciale tu fossi. Inizia così il messaggio lanciato sui social da Siria, la compagna di Nicolò Mattia Coppola, il 25enne di Marghera, che a marzo sarebbe diventato papà. Una tragedia nella tragedia, una vita spezzata invece dallo scontro frontale con un camion, un incidente spaventoso, tanto che la sua Alfa 147 si è letteralmente incastrata sotto il mezzo pesante e spezzata in due. Un incidente avvenuto a Canoghera. Il giovane stava viaggiando da Meolo, dove stava ristrutturando la casa in cui sarebbe andato a vivere con la famiglia, la compagna e la figlia che nascerà tra poche settimane, in direzione di Mestre per recarsi al lavoro alla Fincantieri. Un incidente avvenuto in un tratto della Triestina, giudicato pericoloso, con altri incidenti verificatisi in quel tratto. I due veicoli, l'auto e il camion, sono ora sotto sequestro, mentre non è escluso che l'autista del mezzo pesante, come atto dovuto, sia iscritto nel registro degli indagati. Intanto la famiglia di Nicolò Mattia attende il nulla osta del magistrato per poter celebrare il funerale, a meno che non vengano decisi ulteriori accertamenti. Viaggiava con l'assicurazione scaduta e ha tentato di sfuggire al controllo delle forze dell'ordine un 38enne albanese che è stato arrestato dai carabinieri a Padova dopo un inseguimento rocambolesco lungo via Vigonovese. L'uomo intercettato in Viale dell'Industria ha terminato la sua corsa contro un guardrail dopo aver perso il controllo del veicolo. Una volta fermato e identificato è emerso che viaggiava, come detto, con l'assicurazione scaduta sotto l'effetto di stupefacenti. Il veicolo è stato sequestrato ed è chiaro che tra l'altro in base al nuovo codice della strada sarà davvero una stangata quella che l'attende. A Treviso adesso, perché c'è stata l'ennesima rapina nella zona della stazione delle Corriere. La vittima è un ragazzo di appena 15 anni, area sempre più ostaggio delle bande di ragazzini. I carabinieri stanno indagando perché potrebbe trattarsi di soggetti già identificati. Stanno qua, di solito stanno qua in giro per la stazione.
a volte sembrano delle solite ragazzate, mentre a volte si va oltre e purtroppo succedono spiacevoli incidenti. Mercoledì alle 13 l'ennesimo episodio in cui uno di questi ragazzini è andato oltre. Un 15enne fermo alla banchina numero 4 è stato rapinato da un coetaneo che gli ha intimato di togliersi il giubbotto e consegnarglielo, una giacca marca Supply. Il malcapitato ha obbedito per paura di ritorsioni ed è tornato a casa senza giubbotto. Il giorno dopo la denuncia. Un episodio fotocopia quello avvenuto solo lo scorso 10 gennaio quando un 14enne è stato derubato dell'iPhone. Per quella rapina sono stati identificati e denunciati 3 minorenni. Uno di loro è il 16enne che ha aggredito i controllori MOM e derubato un giovane delle cuffiette in piazza Pio X. I carabinieri del nucleo operativo di Treviso stanno indagando per capire se l'episodio di mercoledì possa essere collegato alla stessa persona. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Tra i testimoni degli episodi, che pare si siano moltiplicati nell'ultimo anno, ci sono Oscar e Michele del Caffè DM, rilevato solo nel 2023. Abbiamo un'invasione di ragazzini solitamente minorenni che si prendono moltissime libertà. E questa cosa va a nostro discapito perché le persone che vorremmo invece attrarre, i nostri consumatori abituali, sono un pochino più restii a frequentarci, di conseguenza lo fanno ma molto meno spesso di prima. Il calo di fatturato nell'ultimo anno è stato evidente. Passeggiare in centro il sabato pomeriggio o la domenica non è più piacevole come prima e questo non lo possiamo negare ed è una cosa che viviamo ogni weekend. Ci sono i militari a presidiare la stazione delle Corriere, ma la calca attorno alle banchine MOM è impressionante all'ora di punta. Dal DM aperto 7 giorni su 7 emerge un contesto variegato ma a tratti difficile. Molti sono senza regole, molti. I controlli ci sono. Ciao ragazzi, cosa si può fare? Si può dire ai genitori di educarli meglio? Diciamo ai genitori di educarli meglio? Ciao, ma ci vorrebbe proprio un minimo di senso di civiltà. Formazione ai ragazzi e a qualcuno che non è più ragazzo, magari ai genitori di ragazzi. Potrebbe essere una buona idea. E il fenomeno che sta prendendo piede a Treviso è evidente, trova conferma anche nelle dichiarazioni dei più giovani che gravitano in quell'area. Tra le banchine della stazione delle Corriere, le fermate di Corso del Popolo, seduti sulla muretta sugli scalini di Viale Cadorna, una nuvola di adolescenti attende l'autobus come ogni giorno per tornare a casa. Tra di loro la notizia dell'ennesima rapina ai danni di un ragazzino si è diffusa presto. L'hanno minacciato di consegnargli la giacca perché ovviamente l'avrebbero picchiato in caso contrario. Ti è mai capitato? No, personalmente no, però ho visto altri che hanno subito questa cosa, quindi sì, sempre in questa zona comunque, soprattutto in stazione. Mi hanno raccontato dei miei, ragazzi che vengono a scuola con me, persone che comunque sono anche loro preoccupate di questa situazione qua. In pochi minuti troviamo diverse conferme, tutti sono ragazzi minorenni che viaggiano sui mezzi pubblici. Ho conoscenze purtroppo che subiscono queste cose. Cos'è che succede esattamente? Si avvicinano, magari tipo, non so, semplici domande, mi fai provare il giubbotto ad esempio, e rischi sempre o di prendere botte perché ormai sia così. Cosa cercano? Ma cercano soldi, cercano cose che possono magari rivendere o che possono, o anche piccole cose solo per darti fastidio e per portartela via. Quindi tu sei stato testimone di un episodio del genere? Sul sottopasso un pomeriggio stavo tornando a scuola, hanno provato a prendermi il portafoglio, per fortuna ho dimostrato che il fatto che fosse vuoto. Se ne sente ovunque di queste situazioni. Cerchiamo di stare in gruppo sempre. Qualche adulto che mi ha chiesto dei soldi, anche qualche ragazzo, però... E tu cosa hai risposto? Io non gliel'ho dati perché sono estranei, non li conosco, quindi non mi fido. Ma qui in Corso del Popolo? Sì. Qua Piazza Borsa. Gruppi di ragazzi? Gruppi di ragazzi sì, devo ammettere anche un po' paura. So che è una zona un po' particolare a Treviso, però io personalmente ancora non mi è mai capitato di trovarmi in situazioni pericolose o rischiose. Zona calda, quella che arriva fino nel centro di Treviso con Corso del Popolo e Piazza Borsa. Tra 12 mesi al via il cantiere per la riqualificazione della Camera di Commercio che costituisce un tassello fondamentale per il recupero di un'area a rischio, quella del suo perimetro. Sentiamo.
Non ritengo Treviso sicura, nessuna parte è più sicura come una volta. Tu vai a Roma, vai in stazione a Mestre alla sera, cioè non trovi più quella sicurezza che trovavi. Io l'ho provato in prima persona qua sotto. Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio, interviene sul tema della sicurezza che vede Piazza Borsa tra le aree più calde della città e rischia di essere ricompresa nelle zone rosse nuovamente in discussione a breve in prefettura. Società multiculturale con danne troppo lievi e di contro centri città che si svuotano di attività economiche creano un mix esplosivo. Uno dei problemi che anche ci sono è dato dalla chiusura dei negozi. Abbiamo tanti negozi che sono chiusi, però purtroppo questa è l'economia, adesso fa molto tutto quello che è la consegna a domicilio ed è cambiato il modo di consumare. In quel quadrante diventa fondamentale portare a compimento la riqualificazione del palazzo della Camera di Commercio e del suo perimetro. Pozza scandisce i tempi e annuncia che il cantiere partirà tra 12 mesi. Tra pochi giorni presenteremo il progetto definitivo perché si sono chiusi i tempi per tutte le osservazioni. Sappiamo che anche come enti abbiamo degli obblighi, si partirà a fine anno con l'inizio dell'anno prossimo. A breve avremo anche l'opportunità di far conoscere ai cittadini quale sarà la futura Camera di Commercio. Aperto il 7 gennaio e già visitato dai ladri un nuovo bar di Viale della Repubblica, sempre a Treviso, la titolare derubata anche in casa l'anno prima. Oggi si torna a lavorare. Sì, oggi si torna a lavorare, al mattino guardo bene prima di entrare che sia tutto a posto, guardo i tavoli se ci sono tutti o se mancano. Francesca Bruniera ai ladri ha pensato immediatamente, ma era convinta, visto il tentativo di effrazione alla porta non riuscito, che i malviventi avessero desistito e invece è bastato loro spostare questo tavolo, forzare la finestra spaccando il motorino per entrare. Un furto a soli 14 giorni dall'apertura della sua attività. Alle 6 del mattino ho trovato questa sorpresa, non riuscivo a aprire la porta, ho chiamato i carabinieri e ho aspettato che arrivino loro, siamo entrati insieme comunque. L'esperienza a Quinto in un bar panificio e prima il lavoro come commessa al Prix, da qui la voglia di mettersi in gioco, una scommessa che le sta costando tanti sacrifici. I ladri hanno portato via l'incasso della giornata ma hanno lasciato alle loro spalle anche 4.000 euro di danni. Avevo nascosto sotto il mobile della cassa, no, neanche dentro la cassa, perciò ho pensato che nessuno poteva fare niente. Non lo farò più, porterò tutto a casa. Poche le speranze di ritrovarli. Nella corte che si affaccia proprio sul centro di medicina non ci sono telecamere. I malviventi non hanno lasciato segni del loro passaggio se non danni. Al sistema di videosorveglianza difficile pensare ora, confida Francesca. Più avanti sicuramente sì, adesso no. Adesso non ci sono neanche soldi per fare questo. Appena aperto ho fatto un investimento con l'arredamento, perciò non si può adesso. I ladri un anno fa sono entrati anche in casa sua a Santa Cristina. Rabbia ce l'hai perché tu fai tutti i sacrifici del mondo per farti qualcosa e loro ti distruggono in 2, 2, 4 tutto. È poco piacevole perché quando entro in casa mi guardo attorno, quando vengo qua mi guardo attorno. Ancora un veloce break pubblicitario, poi andremo a Venezia e a Padova con i nostri collegamenti in diretta. Eccoci di nuovo in diretta, ultime battute di questo Focus TG. Vi mostro sull'home page della Tribuna di Treviso una notizia di un altro incendio. Considerate che ieri era stato evacuato lo stabilimento di Veneta Cucine a Biancade, stamattina è toccato al centro commerciale La Castellana di Paese, condensatore a fuoco, evacuato il centro commerciale, sul posto le squadre dei vigili del fuoco con l'allarme che poi è fortunatamente rientrato in tempi abbastanza rapidi, ma naturalmente anche in questo caso, in una giornata possiamo immaginare di spese, un sabato mattina sicuramente il centro era affollato. Allora dovremo avere in diretta il nostro Filippo Fois da Venezia, perché si è conclusa da pochissimo una vivace, movimentata sia nei toni che poi nelle azioni concrete cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario
giudiziario in Corte d'Appello. A te Filippo, buongiorno. Vediamo se Filippo ci sente, non sta sentendo. Sei in diretta Filippo? Niente. Sì, buongiorno Lina, prendiamo la linea da Venezia dove si è appena conclusa la parte più istituzionale di questa cerimonia d'apertura dell'anno giudiziario 2025 come era stato abbondantemente previsto. A Venezia c'è stata una protesta da parte dei magistrati che hanno abbandonato l'aula nel momento in cui ha preso la parola il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Prima a dire la verità c'erano stati anche degli altri interventi piuttosto critici sulla riforma costituzionale della giustizia che sta portando avanti il governo Meloni, in particolare poi da parte di Carlo Citterio, che è il presidente della Corte d'Appello di Venezia. Era stato tratteggiato un quadro nuovamente drammatico di quella che sia la situazione al momento del personale giudiziario in tutto il Veneto, con fortissime carenze d'organico. È stata poi la volta del procuratore generale di Venezia, Federico Prato, il quale ha puntato sostanzialmente sul forte radicamento che in questi ultimi anni ha avuto l''ndrangheta in tutta la regione, da Verona a Venezia, e secondo il procuratore generale in questo momento lo stato della giustizia veneta non è tale dal punto di vista dell'organico da opporre una risposta adeguata a questa nuova situazione che sta vivendo il Veneto, con un radicamento sempre più forte della grande criminalità organizzata. Ostellari ha naturalmente preso atto della protesta, se lo aspettava, ha detto che questo è il bello della democrazia, per cui comunque qualsiasi forma di dissenso fa parte di quello che è il dibattito, il normale dibattito che deve avvenire in questi casi. I magistrati, a dire la verità, sostengono che di dibattito ce n'è stato ben poco, che questa riforma sta andando avanti blindata nelle Camere, che ci sarebbe voluto un pochino più di condivisione. Io direi che per ora da Venezia è tutto, ti restituiamo la linea. Grazie Filippo, grazie ai colleghi che hanno lavorato per la diretta sulle nostre reti, su Antena 3 in particolare, di questa cerimonia. Vi mostreremo naturalmente le immagini anche nel corso dei telegiornali di questa sera e poi tutte le reazioni che sono seguite a quello che è accaduto. Allora chiederei cortesemente in regia a Renato Capoi e Alessandro Granziera se è disponibile il contributo che i colleghi di Bassano del Grappa hanno realizzato a Bassano con un ospite d'eccezione, Mauro Corona, che ha senza dubbio parlato di molti temi. Sentiamo quelli che sono stati i motivi di questa visita a Bassano e le considerazioni di Corona. Una lunga fila di appassionati si è messa in coda, anche con le prenotazioni fin da metà pomeriggio, per aspettare Mauro Corona e la figlia Marianna, arrivati a Bassano per autografare le copie dei loro ultimi 2 libri, Lunario sentimentale e Le Vente. Uomo di montagna e di natura, Corona ha un'opinione chiara sulla scomparsa della neve a quote medio-basse. Il problema non è la neve, è trovare un'alternativa quando non c'è neve. Questa la gente è sbilanciata perché non c'è neve. Si può andare a camminare, si può andare... Insomma, ci si può inventare un sacco di cose, chi vuole far fatica. Se non c'è neve, ovviamente ormai da 1500 in su c'è la neve. Da casa mia, lì, il paesino vicino, Clauci Molais, c'erano 2 bellissimi impianti di ski lift e si sciava fino quasi a fine aprile. Adesso non c'è più, li hanno smantellati. Bisogna andare più in alto, ma nel frattempo più in basso trovare alternative a chi vuole fare dello sport o fatiche. La passione per la montagna, ma anche la scrittura, sono per Corona come degli antidoti. Quindi uno, mentre si inventa una storia, non pensa alla malattia, alla morte, ai problemi dei figli, non pensa... Cioè io faccio delle cose per dimenticare che sono in balia di qualcuno o di qualcosa o del destino. Mentre scalo, mentre scolpisco, mi tolgo di mezzo, non ci sono più, ecco perché io faccio queste cose. C'è anche chi lo fa per gioco, per divertimento, io faccio per dimenticarmi.
Resta acceso lo sguardo anche su quel che accade nel mondo a partire dall'insediamento di Trump. Ognuno ha quello che si merita, l'hanno voluto gli americani e si tengano Trump. L'unico vantaggio della vecchiaia, io ho 74 anni passati, l'unico vantaggio della vecchiaia è che non ti preoccupi più né di Trump né di Putin. Mi dispiace che ammazzano la gente innocente, i bambini, le donne, gli anziani. Quello mi dispiace, ma non temo Trump, perché per vivere a me non mi servono le multinazionali o Musk, quella deficiente di Musk. A me basta un pasto al giorno, un litro di vino, il resto lo lasciamo a Trump e a Musk. Sul suo rapporto col vino e l'alcol, Corona non si nasconde. Io ho avuto problemi con l'alcolismo, sono riuscito a smettere una volta per 5 anni. Perché nascondere i problemi, nascondere i vizi, nascondere le dipendenze è un modo vigliacco per fuggire all'inferno e cadere dentro. Poi ho ripreso perché mi veniva malinconia senza un po' di vino. Poi ho smesso ancora 2 anni. Poi ho ripreso. Adesso tento di moderarmi perché alla mia età smettere del tutto. C'è solo una cosa che devi smettere anche se non vuoi e non sto qui a dirvela. E ospite d'eccezione invece all'Opera della Provvidenza Sant'Antonio di Rubano, il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, riflette sul nuovo corso della presidenza americana di Donald Trump a partire dalla partenza dei primi aerei di rimpatrio dei migranti. Molto triste, non lo condividiamo, il nostro, dice, è un richiamo morale. Non è evidentemente quello che noi condividiamo, questo qui è triste, è molto triste, ecco, che ci sia, sì, che ci sia questo e che invece non si cerchi appunto di mettere in atto quello che il Papa sempre dice, no? Questo dell'accoglienza, dell'integrazione, della protezione, della promozione. Quella foto postata sui canali social della Casa Bianca e quella scritta: i voli della deportazione sono iniziati. È il nuovo corso di Trump per i migranti, giudicato triste e sbagliato dal Vaticano. Il segretario di Stato parla di moralità. Non abbiamo strumenti per intervenire, però il nostro è un richiamo soprattutto morale, è un'esortazione soprattutto morale, a prendere sempre in considerazione la dignità delle persone e le loro necessità. Ma per questo, sottolinea il cardinale Pietro Parolin, c'è bisogno di ancora maggiore dialogo, oggi forse più di ieri. Non sono ancora previste missioni diplomatiche ufficiali della Santa Sede negli Stati Uniti, ma il percorso è quantomeno in agenda. Noi, come sapete, come diplomazia della Santa Sede cerchiamo il dialogo con tutti, ecco, non ci sono preclusioni di principio, quindi anche con la nuova amministrazione americana ci sarà, anzi forse di più ancora, ci sarà bisogno di dialogo, ci sarà bisogno come dire, di parlarsi, proprio perché su questi temi evidentemente la Santa Sede è un po' agli opposti, ecco, soprattutto per quanto riguarda il tema dei migranti, soprattutto quanto riguarda il tema dell'accoglienza, eccetera. E quindi io credo che, come sempre, continueremo a proporre un dialogo per cercare di far valere anche le nostre ragioni e di avere un approccio umano soprattutto. Dialogo e svolta per il mondo violato dai conflitti, bene la tregua di Gaza, ma la strada è ancora lunga. Credo che è da valutare positivamente, nel senso che da tanto tempo e da più parti il Papa in primo luogo aveva sempre chiesto il cessate il fuoco, che si sia arrivati attraverso un accordo tra le due parti, certamente è un passo significativo. Adesso bisogna consolidarlo e soprattutto pensare al futuro, ecco, di questo territorio, soprattutto un futuro di prosperità materiale e spirituale, e questa è una grande sfida, quindi è certamente una cosa buona. Liberazione degli ostaggi, liberazione dei prigionieri, ma evidentemente siamo appena agli inizi. Un futuro di un territorio, anche il nostro, anche quello veneto, ne ha parlato chiaramente Elish Len. Sappiamo che la segretaria del Partito Democratico è in tour in Veneto in queste ore, l'abbiamo intervistata nelle scorse ore a Treviso, ma poi anche nelle altre province venete, a Marghera, al Petrolchimico, a Belluno. Stamattina, eccola qua sul sito di Repubblica, era all'esterno dell'ospedale Sant'Orso di Vicenza,
Vicenza, presidio ospedaliero, noi la difendiamo, dice la sanità pubblica, Meloni taglia e privatizza. Difendiamola dalla destra che governa, ha detto la Schlein, che ha fatto un richiamo naturalmente alla terra di Tina Anselmi, la castellana. Sappiamo Tina Anselmi, originaria di Castelfranco Veneto, ministro che introdusse il sistema sanitario pubblico, per cui Schlein ha fatto questo richiamo appunto sottolineando l'importanza della sanità pubblica. Il cardinale Parolin naturalmente ha parlato in queste ore anche di pace e dunque domani si svolgerà la marcia della pace lungo le strade del Graticolato Romano per quanto riguarda la diocesi di Padova. Si arriverà da San Giorgio delle Pertiche fino a Santa Giustina in Colle. Sentiamo. Semi di speranza, con questo spirito cammineranno insieme centinaia di persone che percorreranno le strade del Graticolato Romano invocando la pace. Partirà alle 14:15 di domenica 26 gennaio dalla chiesa di Arsego la Marcia della Pace 2025 della chiesa di Padova, che si concluderà a Santa Giustina in Colle, dove alle 17:30 il vescovo Monsignor Claudio Cipolla presiderà la celebrazione eucaristica. Vi aspettiamo per testimoniare insieme il nostro desiderio di pace in questo tempo veramente più segnato dalla guerra che appunto dà segni di speranza. Il percorso sarà scandito dalle testimonianze di 2 giovani afghani accolti dall'associazione Popoli Insieme, dall'esperienza della cooperativa Il Graticolato, dal racconto di un medico di Emergency. Le offerte raccolte saranno consegnate alla delegazione delle Chiese di Palestina, che sarà ospite a Padova il prossimo 22 febbraio. Di pace, accettazione delle diversità e di tolleranza parla anche una mostra di pittura interattiva che a San Biagio di Callalta sarà inaugurata questo pomeriggio. Siamo nella Marca trevigiana. Siamo molto contenti e orgogliosi che San Biagio di Callalta possa ospitare questa mostra, proprio perché diventa simbolo la cultura di inclusione e di superamento dei pregiudizi. Anche nella nostra piccola realtà fare rete e dare opportunità alla cittadinanza è un motivo per crescere tutti quanto insieme in questo momento storico che veramente ha bisogno di parlare di diversità, di inclusione e anche di unicità. Dal 25 gennaio al 2 marzo al Polo Culturale Scolè di San Biagio di Callalta il percorso interattivo ideato e realizzato dall'artista Moreno Biasi in collaborazione con il comune, dedicato a confini, frontiere e limiti. Dividono le persone in gruppi, gente che sta bene e gente che sta male, e quindi ho voluto mettere in evidenza queste persone, perché io fondamentalmente faccio ritratti, soprattutto chi nel tempo ha contribuito a fare queste barriere che ci sono ancora e stanno aumentando. 3 stanze, una dedicata ai confini fisici, una ai confini psicologici, i pregiudizi, una di speranza incentrata sull'unicità di ciascuno ma anche sulla necessità di rispettarsi reciprocamente. In sottofondo musica composta per l'evento e che accompagnerà i visitatori in questo percorso interattivo di presa di coscienza. La gente arriverà e guarderà il muro che sarà fatto proprio un muro fisico, il muro dei confini col filo spinato in cima, e dentro avrà delle feritoie per guardare cosa succede in giro per il mondo. Sarà l'inizio di un viaggio nella consapevolezza di quello che è, di come noi lo percepiamo, di come ci vogliamo porre rispetto agli altri. Un'opportunità che l'amministrazione di San Biagio sta lavorando perché venga sfruttata anche dalle scuole del territorio e dei comuni vicini. La mostra sarà aperta il venerdì dalle 16 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. E siete tutti invitati a partecipare e a coinvolgervi in questo processo veramente interattivo di inclusione attiva. In chiusura una notizia di sport, lutto nella pallacanestro perché il basket piange Dali Pagic, icona della Jugoslavia, ex Venezia, Udine e Verona, aveva 73 anni, era malato da tempo. Il baffo di Mostar, sua città natale, uno dei giocatori più forti del mondo, campione olimpico, mondiale ed europeo, inserito tra le 50 personalità che più hanno contribuito all'Eurolega e tra i 50 migliori giocatori della FIBA, e potremo andare avanti con altre notizie. Qui siamo sul sito della Gazzetta dello Sport. Ecco
L'immagine di Dali Pagic, leggenda della pallacanestro europea e mondiale, ma anche italiana in qualche modo, vista la militanza nelle nostre squadre, nel nostro campionato. È tutto, grazie a Renato Capoi e Alessandro Granziera in regia. Appuntamento come sempre ai telegiornali di questa sera. Vi auguro un buon pomeriggio, arrivederci.